Siamo a Norimberga, in Germania, ora vi spiego che succederà. Ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, siamo nel centro di Norimberga, siamo di notte e siamo in compagnia di Thomas. Ciao Thomas. Ciao, buonasera. Lui è sardo, vive in Germania, fa il modello, tra l'altro anche abbastanza famoso perché ama il mondo della moda e lo fa spesso con grandi nomi per l'appunto dell'ambiente della moda. Ma oggi ci spieghi dove siamo, cosa facciamo e perché siamo qua. Ok, oggi siamo nella Casa dell'Habano, è il più migliore bar in Europa o nel mondo per i sigari. Tra l'altro adesso parleremo con lui, ci spiegherà come si tagliano, come ne parlerà lui perché io non è che me ne intenda tantissimo, la motivazione del mio room, ma si parlerà anche poi con la proprietaria di questo locale, quindi parola a Thomas che va a spiegarci tutto. Vai Thomas. Prego. Allora, si inizia che tagliamo dietro un pezzo dal sigaro, si fa 2 mm. Quindi taglio di 2 mm circa. Sì, sempre. E poi deve essere sempre bel morbida, non deve essere secco il sigaro. Prendiamo il accendino e si accende solo davanti, con tempo. Si deve sempre girare. Mezzo minuto, 30 secondi, un minuto, poi si allontana. Si deve sempre girare. Si soffia un po'. Di nuovo un po' il fuoco. Intanto ricordiamoci che queste sono delle cose che non è che vedete tutti quanti i giorni. Questo l'abbiamo già detto, è un bar, un posto leader poi in Europa. Tra l'altro so che il proprietario di questo locale ha avuto modo di conoscere Fidel Castro, gli è toccato perfino la mano. Fidel Castro che è un grande amante di questo mondo del zigarro. Certo, che Cristina Clever, la padrona, è una signora che porta i sigari da Cuba qua a Norimberga, è solo che è un'importante persona a Cuba lei, perché compra e porta i soldi a Cuba. Così il presidente Fidel Castro 3 anni fa si hanno trovato a Havana e si hanno fatto una bella serata, un festival che si chiama Festival dell'Havana e di là si hanno conosciuto. Quindi Norimberga è sicuramente in questo caso al centro del mondo per quanto riguarda poi questi zigarri. Si chiamano zigarri? Sì. Oh, ma tu perché lei ci so a fare? Lo devo fumare io sta cosa qua? Certo. Ma io sto facendo una campagna contro il fumo. E per il cosa gusto, solo per la lingua, per la bocca, non risparmiare dentro, solo il gusto del tabacco proprio perfetto del Havana. Della Havana. Certo, però voglio dire, questo non porta a nessun tipo di vizio. No. Noi dove lo troviamo in Sardegna una cosa così buona? No, dobbiamo andare a Cuba. No, si può ordinare qua al negozio e noi lo mandiamo in Sardegna. Cioè tu mi stai dicendo che le immagini che stiamo vedendo adesso che sono del vostro negozio, quindi uno può ordinare, magari avete un sito internet. Sì, l'abbiamo su internet, li puoi ordinare. Qual è il sito? www.casadelhabano.de Germania. Avete capito? Allora intanto parliamo con un sardo, parliamo del piacere poi di fumare questi zigarri. Avete visto quante immagini, quanti ce ne sono qua, ora parleremo con la signora. Ti faccio l'ultima domanda, ma il rum, che c'entra il rum? Il rum, Tu perché? Fuma tu che non sono abituato. I cubani non bevono l'acqua, non bevono birra, non vino, bevono il rum. Cioè come non bevono l'acqua? Non bevono l'acqua è come il rum. E qua abbiamo un rum
fatto del latte di cocco. C'ha 50% volume di alcol, è un po' dolce ma anche forte, e questo in bocca con il sigaro proprio un gusto famoso, un gusto per uomini, per rilassarsi, basta, no stress, niente, sigaro, rum e vivere come in Cuba. Intanto noi siamo con il proprietario poi di questo locale, siamo con la signora Cristina, al quale chiediamo intanto buonasera. Buonasera. No, lei non parla italiano, ci siamo accordati anche per la domanda che gli farò, in realtà gli sto chiedendo, ma cosa significa poi a livello territoriale avere un locale nel centro di Norimberga di sigari così importante e quanto è importante poi per il territorio? Hauptsächlich gehört Leidenschaft La dazu. signora Cleva ha Es ist detto wichtig, che la leidenschaftliche filosofia Menschen um di sich zu tabacco haben, die guten è Mitarbeiter, anche die la das auch filosofia tragen. di avere Die Philosophie der la Rauchkultur bevanda als perfetta, Genussmittel, ebenso sarà die passenden il Getränke, rum, Whisky, il vino Rum, rosso, il vino Rotwein, bianco, il Weißwein, champagne, un Champagner, bel alles, was das spumante, Herz begehrt. un prosecco, anche la gente che lavora qua, che ha nel cuore il tabacco, la filosofia dell'Habano, perché tutti i sigari sono fatti a mano, i cubani, sigaro cubano, e questa è la filosofia che lei tiene con la gente che lavora qua e con i clienti. Intanto ora io le chiedo, ma si dice tanto sul tabagismo, questa è un po' più cattivella, voglio dire, si fa tanta pubblicità sul non fumare, il fumare fa male, lei ha fatto una grande scelta, lei che ne pensa? Zu diesem Thema ist eigentlich das Wichtigste. Cioè, in Italia non si può fumare in un bar, in un ristorante, da nessuna parte, ma qua si fuma il sigaro e il sigaro non si fuma così tanto come i sigarette, e la gente che fuma il sigaro non sono gente che, come si dice, fumano un sigaro in una settimana o al giorno e basta. E lei è un bar esclusivo che vuole avere solo la gente che si fuma il sigaro, sarà dalla Dominicana, dalla Caribia o dal Cuba. Lascia entrare solo la gente che ha la filosofia di fumare i sigari. Cristina, lei so che ha conosciuto Fidel Castro, anche se lei non lo vuole dire, insomma, avete un amore in comune, quello dei sigari, che ne pensa? Ich hatte 2001 einmal die Ehre, Fidel Castro kennenzulernen. 2001 aveva lei la situazione sul Havana Festival, che ha conosciuto il signor Fidel Castro e ha detto che è una persona così, tanto con rispetto. Avevano una sala per 1500 persone, è venuto il signor Fidel Castro e tutta la sala era zitto, perché la gente ha un grande rispetto di signor Fidel Castro e lei ama la mentalità cubana. I cubani non hanno tanto così, ma hanno l'amore per vivere, e questo è che vuole la signora Cleva fare anche qua in questa la casa della banda, che i cubani non hanno tanto, ma si vive, perché con i sigari si fanno i soldi. Questo che signora Cleva vuole fare anche qua. Noi ringraziamo naturalmente Cristina, naturalmente ringraziamo Thomas che ha tradotto tutto ciò che è stato detto, e ringraziamo tutti gli amici della Germania. Noi naturalmente diciamo, se potete non fumate che fa male, però chi ama comunque questo mondo, che è il mondo del sigaro, ben lo faccia, fa meno male sicuramente della sigaretta. Un bacio a tutti, grazie a tutti dalla Germania, ciao da Paul De Santi, da Cristina e da Thomas. Ciao, arrivederci.